Rieccoci con la seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Nella prima parte di questa puntata abbiamo affrontato il tema caldo in città relativo al futuro dell'ex caserma Romagnoli, una cui porzione sarà utilizzata anche in previsione del passaggio della nuova linea del tram. Come vi avevamo anticipato prima dell'interruzione pubblicitaria, affrontiamo adesso un altro tema importante in città, quello relativo alle multe, in particolar modo nell'ambito dei T-Red, ma non solo. Allora andiamo a vedere il servizio e poi, Sindaco, anche in questo caso lo commentiamo insieme. Tra autovelox e T-Red, Padova nel 2023 ha registrato oltre 10.000 multe al mese. In tutto l'anno ne sono state staccate circa 130.000. Per quanto riguarda gli autovelox, sono in aumento coloro che superano il limite di pochi chilometri orari, ma sono in crescita anche i casi di persone che oltrepassano il limite di ben 60 chilometri orari, raggiungendo anche velocità di addirittura 150 chilometri all'ora. A fare ciò non solo semplici automobilisti. È successo che ad andare eccessivamente veloci sia stato anche un mezzo pesante come un camion o un pullman, multe che però vengono pagate solo nel 55% dei casi. Bisogna sommare inoltre le sanzioni in arrivo dai T-Red, gli apparecchi che multano coloro che passano con il semaforo rosso oppure oltrepassano la linea bianca allo stop. Solo nel 2023 hanno registrato circa 9.000 infrazioni, circa il 24% in più rispetto all'anno precedente, dato che in 5 anni è più che raddoppiato, nonostante ci siano 2 apparecchi in meno in città. Una strage quindi che continua giorno per giorno a mietere vittime tra gli automobilisti, anche se potrebbe andare persino peggio se consideriamo che gli autovelox vengono azionati in momenti casuali e gli automobilisti non sempre sanno quando sono effettivamente accesi. Insomma, Sindaco, i numeri sono abbastanza rilevanti. Questo significa che i padovani non sono così, diciamo, rispettosi delle regole alla guida? I T-Red vuol dire passare in crocio cieco. È possibile, questo veramente, io capisco l'eccesso di velocità di 30 km più 20 km, ma passare in un crocio cieco, perché gestisce questo, è criminale, è mortale, per cui E vi ricordo una cosa, che tutti i T-Red, le multe determinate dei T-Red, vengono verificate prima da un ufficiale, da un addetto della polizia locale, prima di essere emesse. Per cui no, che ho superato di un centino, no, sono tutte vere, verificate con l'occhio umano al di là dell'aspetto elettronico. Per cui questi sono. Chi eccede in velocità, c'è niente da fare, dobbiamo stare attenti. La velocità crea problemi. Ma io sono il primo che dopo non rispetto o vado 10 km in più, perché le macchine moderne non ce ne rendo conto. La polemica di 30 all'ora, nessuno vuole fare 30 all'ora, c'è già 30 all'ora, per cui è stato fatto ancora nel tempo, specialmente in luoghi sensibili, di fronte alla parrocchia, di fronte al patronato, di fronte alla scuola, di fronte all'asilo, ma anche abbiamo fatto qualcosa, e di solito lo facciamo quando ci chiedono gli abitanti, i residenti, verificate, fate. Dopo, l'importante è far sì che vengano rispettate i termini di 30 all'ora, però se eccediamo in velocità bisogna pensare che è pericoloso per gli altri. Più velocità è, più si rischia incidenti. Poi noi abbiamo una città che ha una marea di biciclette, è pericoloso in centro, onestamente. Sì, anche perché poi per la sua, al di là magari della periferia, stretti, sì. Certo, per la sua conformazione Padova è una città ovviamente antica, storica, e quindi non sempre le strade sono adatte anche al traffico moderno. Bisogna avere 1000 occhi in centro, perché sono ragazzi con biciclette, ragazzi o adulti, biciclette, monopattini, però la cosiddetta mobilità dolce serve, bisogna avere rispetto uno dell'altro e stare attenti, però non c'è alternativa. Una quota, Sindaco, una percentuale degli incassi delle multe per legge i comuni devono reinvestirli in sicurezza stradale. Voi come lo fate? Tramite progetti legati alla sicurezza? Esatto, tramite progetti che vanno di anno in anno. Però le chiedo, vedete risultati su questo? Cioè, vi rendete conto che i padovani stanno un po' migliorando dal punto di vista dell'attenzione? Quando sono iniziati i monopattini c'era un caos, devo dire, girando in centro, guardando, ho imparato a parcheggiare correttamente, mettere in posizione
corretta, anche perché sono 28 un credito, dovrebbe essere 28, 5 euro sono per chilo, ma c'è anche la volontà delle prossime gare di far sì che biciclette siano assistite piuttosto che monopattini vengano adeguatamente posizionati. È una cosa, adesso non c'è ancora brutto tempo, ma nei 10-15 giorni riprendo biciclette. Ma poi io abito in centro e vado in giro, è pieno di biciclette. Per fortuna dico, per fortuna, però non è pericolo per stare su strette, bisogna stare attenti, rispettare anche i cessi che vanno in bicicletta, devono stare attenti, perché non può andare contromano, sì, si può, nel senso, non in mezzo alla strada perché diventa difficile. Lì dovete fare qualche pista ciclabile in più, ma le state già facendo. E magari con i telefonini o parlando col telefono, queste cose non si fanno. Un dato che però mi ha incuriosito, Sindaco, è quello che di fatto sono pagate poco più del 50% delle multe, 55%. Quindi circa il 55%. Questo è un problema anche per le casse dei comuni. Poi, questo è iniziale, poi ovviamente viene dato un'agenzia specializzata per riscossione di un'altra parte, 55-20% viene pagato subito. Però poi il processo è lungo, Sindaco, per riuscire a riscuoterli questi soldi. Molto lungo. E non credo neanche che riusciate sempre a riscuoterli tutti. Assolutamente no. Quindi... Diciamo che abbiamo un ottimo livello, Padova, rispetto ad altre città. È un po' difficile incassare tutte, però sono varie azioni per arrivare a buon fine. Quindi insomma l'auspicio anche che, a parte che insomma l'auspicio è che sempre meno persone prendano multe, perché ovviamente significa che si rispetta le regole, ma insomma l'auspicio è anche che si possa trovare delle modalità per far sì che chi prende la multa poi la paghi, perché sennò è un danno per la collettività. Toglietevi l'idea che i comuni fanno queste cose per fare cassa. Però, Sindaco, molti lo dicono. Molti lo dicono, ma comuni parlano, con le multe del comune non fa cassa, magari i piccoli comuni sono più incentivati, ma queste cose qua, incassi metà, altra metà bisogna investire giustamente nella sicurezza. Certo. Sì, questo insomma sicuramente poi... Un piccolo comune ma ha un bilancio, ma ci fa conto su questo. Sì, per un piccolo comune molto probabilmente incide un po' di più. Poi tra l'altro siamo in un periodo in cui, Sindaco, si vede un po' di insofferenza anche nei confronti di questo tema. Abbiamo visto diversi casi di autovelox abbattuti anche nel territorio. Insomma, questi per carità sono delinquenti, perché magari bisognerebbe che capissero quanto un autovelox anche è utile sul fronte della sicurezza stradale. Un autovelox, questa è delinquenza, vuol dire creare danni importanti a qualsiasi comunità. Dopo uno prende 6, 7, 10 multe sullo stesso posto, insomma, adesso bisogna stare attenti, bisogna che le amministrazioni, mi ricordo che ogni amministrazione che mette un autovelox prima deve essere la provincia che autorizza e poi deve essere il prefetto, per cui non è che sia così facile. Poi bisogna stare attenti ai limiti, perché il limite, mettere 50 all'ora su una strada che magari si può andare a 70 all'ora, è un po' difficile, per cui bisogna anche ragionare sui limiti. Però spesso c'è una parte del cittadino che viene a dire sfrecciano a tutte le velocità, per cui fate qualcosa. Dall'altra parte dopo prendono una multa e dice no, non voglio prendere la multa. Bisogna essere un po' equilibrati. Cambiando argomento, Sindaco, per gli ultimi minuti di questa puntata, sono gli ultimi giorni con in carica questo Consiglio provinciale, perché poi sabato ci sarà il rinnovo del Consiglio provinciale. Non cambierà nulla, spieghiamolo ai cittadini, in termini di presidenza, quindi la carica rimarrà ancora a lei. Però stiamo notando che non sono molti i cittadini che sono a conoscenza di questo fatto, eppure la provincia ha tematiche importanti da gestire. Nessuno, forse pochissimi, nessuno. Anche perché non c'è l'elezione diretta, ovviamente. Non c'è l'elezione diretta. Il Presidente rimane in carica, nel caso è sottoscritto, i consiglieri cambiano. I consiglieri è un ente di secondo livello, di conseguenza i consiglieri vengono eletti dai 102 comuni. 102, 101, perché sono un paio di commissariati, 100 comuni. Sono i consigli, votano ogni consiglio comunale. Hanno un peso diverso in funzione di abitanti, proporzionale, per cui ha molto peso un consigliere, mentre un comune piccolo ha poco peso. E questa è stata fatta la riforma durante il governo Renzi del Rio. Devo dire che non ha avuto un grosso successo, perché
Il potere reale in questo caso sarà una persona sola, il Presidente, che firma qualsiasi cosa, qualsiasi atto. Per cui non va bene, secondo me dobbiamo ritornare a come era prima, e sono in diretta, dare dignità. La provincia ha conservato moltissime cose, tutta la viabilità, la provincia parla su 1200 km, tutti quanti i ponti, tutte quante le rotonde, le scuole, tutte le scuole superiori. Ma ha conservato talmente tante cose. Anche qualcosa che riguarda il mondo agricolo, per esempio, il settore dell'agricoltura. Tutti i beni paesaggistici, ha conservato tutto. Io sono fortunato perché ho i consiglieri eletti che ognuno ha una sua fetta di responsabilità, per cui tutti saranno da fare sotto l'aspetto impegno nei confronti della provincia. Però vi ricordo che la provincia di Padova sfiora 1 milione, sono 960.000 persone, Padova compresa, per cui non è una provincia piccola, sono 102 comuni, un territorio vastissimo, per cui siamo andati bene in questi 2 anni e mezzo che faccio il Presidente, solo per un motivo, perché c'è una grande collaborazione tra i consiglieri delegati e devo dire anche il personale della provincia che abbiamo 2 dirigenti, adesso sta aumentando un po' alla volta, 200 persone. Una volta era 600 persone, è stata impoverita in termini di numero di personali in maniera impressionante, insomma, conservando molte deleghe. Da quello che dicono devono farla quest'anno, spero che il prossimo anno facciano una riforma con elezioni dirette del Presidente, perché è giusto che abbiano dignità economica, dignità sotto l'aspetto anche del tempo. Difficile che uno faccia Presidente della provincia come faccio io, stando lì un giorno solo a settimana. Sono fortunato perché gli assessori, i consiglieri si hanno da fare. Certo, comunque un ente che richiede tempo, che richiede impegno. Tempo, e quindi... un territorio grande va gestito in maniera corretta. Assolutamente, anche perché come avete sentito appunto le tematiche sono tante, sono importanti anche per la vita quotidiana dei cittadini. Ovviamente noi ne parleremo anche nei prossimi giorni nei nostri telegiornali. Sabato sono le elezioni e la sabato sera sapremo come è stato rilevato in Consiglio, sono 5 liste. Per cui anche in maniera democratica cambieranno non so quanti, obiettivamente resta solo il Presidente che dura ancora 2 anni, 2 anni perché speriamo che faccia una riforma. Certo, e quindi comunque insomma anche lei come Presidente tempo per insomma incidere su queste tematiche ne avrà ancora un po'. Siamo giunti al termine di questa puntata del Sindaco Risponde, grazie al Sindaco di Padova Sergio Giordani, grazie a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori per averci seguito. Attenzione, vediamo una nota, insomma una comunicazione di servizio. In via del tutto eccezionale per questa settimana la prossima puntata del Sindaco Risponde non sarà di domenica ma sarà di sabato, l'orario rimane invariato, quello delle ore 13, tornerà a trovarci nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani e allora vi diamo appuntamento con una nuova puntata del Sindaco Risponde sabato alle ore 13, subito dopo il nostro telegiornale. A tutti voi l'augurio di una buona serata, adesso lo spazio ai programmi della rete alle 20 come di consueto l'informazione di TV7 TG. Arrivederci. Buona serata.